Oggi il giorno delle dimissioni di Napolitano, un giudizio sul presidente, l'identikit del prossimo, secondo gli agrigentini. Le interviste alla videogiornale Davide Saia. Il messaggio augurale di fine d'anno che ormai dal 2006... Alle 10:35 Giorgio Napolitano ha rassegnato le dimissioni, un'ufficialità che conclude la presidenza più lunga della storia della Repubblica Italiana, durata circa 9 anni. Una notizia che comunque era stata ampiamente diffusa da diverse fonti già lo scorso dicembre e che ha trovato conferme nel consueto discorso di fine anno. Quella di Napolitano è stata una presidenza molto discussa e che ha spaccato politica ed opinione pubblica su diversi punti, come ad esempio quelli che hanno portato allo scioglimento delle Camere e alle nomine dei governi Monti, Letta e Renzi, criticati poiché non legittimati dal voto. E per l'ormai ex capo dello Stato, che ha giustificato il suo gesto come un atto dovuto per lasciare strada alle riforme, si prospetta un futuro da senatore a vita condito da una ricca pensione. E abbiamo sondato quella che è l'opinione degli agrigentini sull'operato di Giorgio Napolitano. Io la ritengo una persona onesta, Napolitano, e credo che abbia fatto un sacrificio per l'Italia, ecco. Come giudica gli anni di Napolitano? Molto positivamente. Per me è buono perché è stato un garante e soprattutto un equilibrista. Mediocre, non eccessivamente brillante. Cosa non l'ha convinta? Ma non ha convinto che il signor Napolitano ha fatto il bello e il cattivo tempo, quindi in poche parole invece di fare il presidente in una repubblica non presidenziale, lui ha fatto il presidente come se fosse in America dove c'è il presidente che ha ampi poteri. Ma secondo me avrebbe potuto fare benissimo andarsene prima, visto che gli faceva tanto piacere tornare a casa, poteva andare via prima e lasciare spazio ad una nuova coalizione. Secondo me lui ha favorito molto questo stato di cose ed è la causa di questa stagnazione dei lavori del Parlamento e di uno sviluppo che avrebbe potuto prendere in maniera diversa un accordo tra Renzi e il Movimento 5 Stelle. Diciamo che sino a un certo periodo forse ha veramente rappresentato la garanzia affinché le cose fossero gestite in un determinato modo, poi ad un certo punto si è perso un po' il filo della matassa. Diciamo che è stato un Presidente della Repubblica che ha svolto più di quello che doveva svolgere come ruolo. È uno dei pochi presidenti che abbiamo avuto proprio in questo periodo così critico è riuscito a mantenere salda la nazione, diciamo. I lavori per eleggere il 13° Presidente della Repubblica sono già stati avviati. I nomi che già da qualche tempo circolano vedono come papabili figure che hanno ricoperto cariche nazionali ed europee. Ma non è escluso che alla fine si possa vertere su un outsider che garantisca l'equilibrio della nazione. Ma conosciamo quale deve essere l'identikit del prossimo Presidente secondo gli agrigentini. Non lo so, di quelli che vedo forse Napolitano mi sembrava il migliore. Anche Bersani, poi di altri non glielo so dire. Non ne ho idea. Un nome? Essere, ma non lo so, Amato? Sabino Cassese. Ecco, parliamo del giurista. Sì, certo. Speriamo che arrivi almeno un presidente garante dell'imparzialità e soprattutto dia una mossa a questo Parlamento troppo stabile e fermo a non fare quasi nulla. Ma veramente non mi entusiasma nessuno di questi papabili che ci sono attualmente. Come mai? E come mai? Perché la politica ormai è un disastro in Italia. Ma a me piacerebbe molto Rodotà, mi farebbe tanto piacere e mi darebbe tanta fiducia. Un nome adesso viene anche difficile pensarlo, perché ora più che mai abbiamo bisogno di una figura veramente al di fuori delle parti e che riesca veramente a diffondere una certa tranquillità. Lì non è che si tratta di personaggi importanti o meno importanti. La politica si riuniranno e delibereranno quello che vogliono loro. A lei piacerebbe qualcuno in particolare? Non lo so, per l'esperienza che abbiamo
il Presidente della Repubblica dovrebbe essere eletto dal popolo, allora sì, avrebbe un'altra valenza.